che i gusti del pubblico si contrastavano in realtà gli interessi dei vari editori. E intanto su Piedigrotta si riversava anche un'onda di retorica. Scrittori a centinaia tributavano su numeri unici e opuscoli d'occasione onori e riverenze alla festa che torna, alla settembrina orgia di canto, alla sagra pagana. Da questo rischioso sottobosco seppero salvarsi i grandi autori della canzone, anche perché il loro spazio produttivo a un certo punto si staccò in parte dalla festa di settembre, collocandosi altrove. Audizioni organizzate dalle varie case editrici, caffè concerto, teatri e così via. E alla canzone napoletana si ispirarono anche poeti d'avanguardia e futuristi. Tutto sti gesumini e giardina, parla stellera, e questa arancia carne e sardina, e a luna già pigliati, a fatta una collana e la pagina. Ma fu proprio il processo di industrializzazione intrapreso dalla canzone a stimolare l'avvio del declino per la festa. La nuova retorica voluta nel ventennio, poi, con l'apparire di carri destinati a illustrare le attività e gli obiettivi del regime, Roma imperiale, rinnovamento italico, le massaie rurali, l'aratro e la prora, le vie di Roma, e la parallela tendenza a sottolineare gli aspetti più istituzionali del folklore, contribuirono a isterilire le fonti dell'ispirazione corale di Piedigrotta, su cui infine calò l'oscuramento della seconda guerra. Una timida Piedigrotta di pace, con 4 carri, riaprì gli occhi nel 45 e nel 48 fu organizzata una grande festa della canzone napoletana. Ma ormai la grande Piedigrotta se n'era andata. Ne valsero a risuscitarla le edizioni degli anni 50, che pure conobbero un discreto apporto di pubblico e il successo delle luminarie semoventi, accompagnate come sempre da carri e fuochi d'artificio. Alcuni sussulti vi furono ancora negli anni 60, ma l'autentica creatività popolare sembrava come inaridita. La gente, anche quella dei vicoli e dei bassi, ormai guardava altrove, sospinta dai mutamenti nel costume generati da una nuova fase socio-economica del paese. Erano gli anni del cosiddetto boom, che portò con sé mode e abitudini inedite. Contemporaneamente, anche nella vita dei napoletani, fece irruzione la televisione che, unita al fenomeno anch'esso nuovo del traffico automobilistico, che rendeva impossibile una paralisi della città per far svolgere la festa, dette un colpo di grazia alla Piedigrotta.